Impresa Corsara per Gravina, Palumaga. Che gara è stata, coach? La gara che ci aspettavamo, sapevamo che DR non era quella che si era vista contro Piazza Armerina, che in casa comunque sono tutti dei mobilissimi, non puoi battezzare nessuno, e poi c'è stato questo innesto dell'ultimo minuto di un giocatore sicuramente fuori categoria. Io penso che 2 o 3 partite per riprendere il ritmo ed è un giocatore fuori categoria, si vedeva da come si muoveva in campo. Per fortuna è arrivato negli ultimi 5 minuti che era morto, e quindi poi per il resto, insomma, la partita si sapeva, sarebbe stata una partita difficile, che avremmo vinto soltanto se riuscivamo a limitarli in tiro da 3. È un campionato particolare anche perché siamo in clima di forma, teoricamente non scende nessuno e si può salire in questa interregionale. Che campionato può fare la sua squadra? Ma noi siamo partiti con l'intento di salvarci, poi abbiamo capito che insomma anche con questa squadra possiamo arrivare tranquillamente ai playoff, e quindi in questo momento il nostro obiettivo sono i playoff e trovare una posizione di classifica migliore possibile. Riforma sì o riforma no? Io diciamo che una cosa su cui sono molto contrario è che sull'interregionale non siano previsti under. Questa è una cosa che non mi piace. Poi per il resto ci può stare, cambiare ogni tanto ci può stare. Sì, forse si ritorna ai vecchi tempi con la C unica e la B2 che sarebbe l'interregionale, anche perché chiamarla interregionale è un po' calcistico, un po' strano. Sì. E invece termina qui il girone di andata. Qual è la sua più forte? C'è un po' di conflitto di interesse in questa domanda, però sì, sinceramente qual è la più forte? Allora, in questo momento la classifica dice che è Piazza Armerina, però comunque visto che Milazzo si è rinforzata, comunque anche loro pretendono di arrivare primi, quindi anche se Piazza Armerina ha il vantaggio della vittoria, però hanno giocato in casa, devono giocare a Milazzo. Poi abbiamo visto tutti possono inciampare, Piazza Armerina ha inciampato con il Barcellona, probabilmente Milazzo potrà inciampare, probabilmente la Fortitudo potrà inciampare, però per il roster che hanno sicuramente primo e secondo posto è la Milazzo Piazza Armerina. Decisivo Barbera, MVP a mani bassissime. Ma Barbera è un giocatore che ha tanta esperienza, quindi quando lui serve segnare si fa trovare pronto per segnare, quando serve in difesa si fa trovare pronto in difesa. È un giocatore che comunque, anche se fa 0 punti, tante volte è migliore in campo facendo 0 punti, perché ha di un'intelligenza, è sempre diciamo un paio di minuti davanti agli altri con mentalmente. Grazie mille e ovviamente buon anno. Grazie a te.